Oggi prepareremo la pignolata messinese glassata con bianca e nero, il bianco e il nero. È una ricetta che ha origine durante la dominazione spagnola e si è diffusa tra Messina e Reggio Calabria, poi è diventata una ricetta tipica siciliana. Ci vogliono farina 00, albume d'uovo, alcol puro, il rosso dell'uovo separato e poi le uova intere. Questi ingredienti che abbiamo preparato qua servono all'incirca per un mezzo chilo di pignolata. Magari nei commenti vi lasceremo le quantità, la ricetta, così potete provarla a casa. Adesso procediamo ad inserire gli ingredienti nella planetaria. Il tuorli d'uovo li abbiamo messi insieme alle uova intere e inizia la lavorazione. Inseriamo piano piano la farina. All'inizio era solamente le classiche pignette della pignolata passate nello strutto, poi alcune famiglie nobili hanno deciso di renderla più dolce, anche più importante, per portarla sulla loro tavola, e si è aggiunta la glassa sia al limone che al cioccolato ed è diventata attesissima dai bambini durante il carnevale. Viene inserita a poco la farina fino a quando l'impasto non diventa bello morbido e liscio. Alla fine inseriamo l'alcol puro e dopo qualche minuto di lavorazione l'impasto sarà pronto per passare sul banco ed essere lavorato. Si tira la pasta, si lavora fino a quando non si dà il giusto spessore ed è pronta per essere tagliata a pezzettini. Da qui verranno poi le classiche pigne. Si trasferiscono sul setaccio e da qui poi si andranno a friggere. Adesso si trasferiscono le pignette nell'olio ben caldo e si deve cuocere fino a quando non sono belle dorate, continuando a mescolare spesso. Ha molte varianti la pignolata, perché può essere glassata così, come può essere molto semplice, ricoperta di miele e qualche pallina di zucchero colorato sopra o qualche confettino. A Napoli esiste come variante negli struffoli. Noi come la completeremo quest'oggi? Noi la glasseremo, faremo il classico bianco e nero, il bianco e nero messinese, quindi glassa al limone e glassa al cioccolato. Allora, adesso è il momento di uscirla, la mettiamo sulla teglia. Questa è la produzione di oggi. Noi abbiamo scelto come obiettivo la qualità, quindi facciamo poca quantità di pignolata ma spesso, in maniera tale da avere sempre la freschezza e l'ottima conservazione. Rimarrà così fino a quando l'olio in eccesso è andato via e poi procediamo alla glassatura. Visto che prima parlavamo di qualità, un indicatore di qualità è questo. Aprendo una pigna deve essere asciutta e croccante. Ne apro un'altra. Ecco qua. Abbiamo preparato la meringa per la glassa al limone. Mettiamo le nostre pigne qua dentro
Questo è il bianco, è la parte di pignolata che sarà ricoperta di bianco. Come è stata preparata? Aromatizzata al questa? limone, quindi limone, zucchero e albume di uovo. Verrà tutto girato, così si amalgama e ogni impignetta si ricopre di glassa. Ecco perché la pignolata messinese non si trova proprio dappertutto, è un procedimento molto lento e è un pochettino complicato, ecco, non è facile da fare. Una volta raggiunto l'amalgama abbiamo finito per quello che riguarda la parte bianca, poi verrà presa la giusta quantità e messa in questi vassoi. Noi preferiamo sempre piccole dosi. Siamo arrivati alla parte finale e andiamo a mettere la pignolata sul vassoio. Metà sarà bianca e metà sarà nera. Con questo è finito il procedimento. La parte con il cioccolato, la glassa al cioccolato è composta da cioccolato e zucchero. Quella la potrete vedere adesso. Grazie per averci seguito.